Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli della mattina. La Polizia di Stato ha diffuso il nuovo identikit di Giovanni Motisi, l'ultimo grande latitante protagonista della fase stragista di Cosa Nostra, le cui ricerche proseguono senza sosta dal 1998. Il volto, elaborato con il sistema dell'Age Progression, aiuterà gli inquirenti nelle ricerche. Spuntano altre due false identità usate da Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza e nuovi particolari sulla vita del boss, che si sarebbe mosso tranquillamente a Palermo in compagnia di Andrea Bonafede. Nuova tragedia sul lavoro nel catanese da Cecchi Sant'Antonio. Un ragazzo di 31 anni, Antonio Pistoni, ha perso la vita rimanendo incastrato tra la cabina di un ascensore e la porta di un piano nel tentativo di liberare una donna rimasta bloccata all'interno. Si è aperto stamane a Palermo il processo contro i 6 maggiorenni accusati dello stupro di gruppo nei confronti di una ragazza avvenuto la notte dello scorso 7 luglio in un cantiere abbandonato del Foro Italico. Il processo si svolge a porte chiuse nell'aula della seconda sezione della Corte d'Assise palermitana. Infine un corriere è stato arrestato dai finanzieri del comando provinciale di Messina. L'uomo aveva nascosto all'interno di un passeggino nel bagagliaio della sua auto mezzo chilo di cocaina e 200 munizioni di vario calibro. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.